return of the space cowboy interplanetary goodbye song. Say you're the space of Jiba, oh you and I go deeper. Maybe I have to get high to get by. This is the return of the space cowboy interplanetary. Sabrina Alfonsi, Presidente, grazie di essere qui, ci siamo visti prima del Covid, ci vediamo a Via Veneto, la trovo benissimo, ha retto questo periodo. Questo periodo, sì, come tutti diciamo gli italiani siamo stati bravi, io voglio dire questo perché veramente i cittadini ci stanno dando una mano e per noi è più difficile questo periodo che non il primissimo, che era la ripartenza per i sindaci, per gli amministratori è il vero banco di prova. Sono stati i sanitari soprattutto il banco della prima fase e adesso appunto la seconda fase tocca a noi. Abbiamo sperimentato tante cose in realtà, cioè, campo estivo, vero? Io ho letto qualcosa. Noi stiamo lavorando tantissimo per i centri estivi perché pensiamo che intanto dobbiamo ridare dei diritti ai bambini. Noi non ci rendiamo conto, ma se ne rendono conto soprattutto gli educatori, i formatori. Per un bambino da 0-3 anni stare chiuso un mese è come equivale a 6-7 mesi di un adulto, quindi li abbiamo tenuti chiusi tanto tempo. Dobbiamo ridargli il diritto alle relazioni, il diritto all'aria aperta, il diritto al gioco. Vitalità che vuole sprizzare in qualche modo, vuole assolutamente, liberare. infatti io dico che noi dobbiamo dare i parchi, darli puliti, darli in sicurezza, dare appunto delle persone che controllano la situazione all'interno dei parchi, ma non si può assolutamente pensare di richiudere i parchi perché i bambini hanno veramente bisogno di spazi all'aperto e consideriamo che le famiglie intanto adesso ricominciano a lavorare e quindi comunque i bambini senza scuola sono un problema, quindi prima i diritti ai bambini, poi i diritti alle famiglie e poi in una situazione dove molte famiglie romane rimarranno a Roma, non andranno in vacanza, sia per un problema economico sia per un problema gestionale. Immaginiamoci anche i commercianti che giustamente devono riaprire anche con grande difficoltà. E quindi noi dobbiamo pensare a delle vacanze estive. Vacanze romane. Le vacanze romane, siamo a Via Veneto, assolutamente le vacanze romane. Però da un punto di vista volevo condividere con lei questo clima di ottimismo, io lo inizio a sentire per questa ripresa. È vero che le attività molte sono in ginocchio, altre non sanno nemmeno se e quando ripartire. Oggi il Presidente della Regione Lazio in una trasmissione ha detto siamo vicini a chi riapre le serrande. Ecco, questo è il tema oggi, cioè il tema è che noi dobbiamo assolutamente trovare il modo per di più nel centro storico della città, ancora di più, perché se non riaprono le serrande i commercianti seri arriva la criminalità, lo sappiamo bene, quindi abbiamo un doppio rischio, cioè di perdere quelle attività che già stavano in difficoltà nel centro storico della città. Oggi ovviamente è una grande sfida riuscire a farle riaprire, le dobbiamo assolutamente sostenere in tutte le maniere. E qualche incentivo, qualche mano ci state lavorando? Noi abbiamo presentato una delibera che ahimè è ancora ovviamente non governando in Campidoglio sta in ritardo perché era una delibera, ecco, per esempio sullo spazio pubblico, di dare un po' di respiro. Il problema è che anche qui cito De Magistris quando ha detto se non arriva lo Stato arriva qualcun altro, c'è bisogno di tempi, cioè le risposte devono essere immediate e devono essere anche contingentate. Voi la sapete benissimo come io qual è la mia visione dello spazio pubblico, ma è chiaro che in questo momento noi non possiamo addossare ai commercianti il distanziamento fisico, dobbiamo dare uno spazio pubblico che consenta il distanziamento fisico e quindi deve ricadere sul comune, non bisogna fare pagare questo spazio fisico, bisogna però darglielo subito e richiuderlo subito dopo che si ritorna nei tempi normali. Alla normalità si spera. Esatto, cioè noi dobbiamo lavorare per la normalità
Io faccio un appello anche a tutti i cittadini romani e italiani: venite a vedere il centro storico della città, nel senso che oggi più che mai si può vivere il centro storico nella maniera tra virgolette più bella da un punto di vista di fruizione dei monumenti e dello spazio, e ovviamente diamo anche una mano alla ripartenza. Sappiamo benissimo che quando la città funziona è il PIL sul turismo che traina la città, bisogna fare in modo che tutti quanti noi contribuiamo a ripartire. Ecco, E questo. ridisegnare quindi il primo municipio, Roma, il centro storico, come un salotto all'aperto da praticare, da vivere, è un po' la sua idea, Presidente. Io dico che noi dobbiamo anche sfruttare in maniera positiva questo passaggio, perché sicuramente il centro della città aveva avuto una monofunzionalità, che è quella del turismo. Non funziona perché l'abbiamo visto con i problemi che ci sono, perché poi si dà il là a un turismo mordi e fuggi che non porta alla città, non porta alla qualità, non porta un PIL a tutta la città. Ecco, io penso che noi mai potevamo immaginare di ritrovarci con un centro storico chiuso, e questo se noi lo facciamo ripartire con una nuova funzione del centro storico che deve essere polifunzionale, proviamo a riportare la residenzialità all'interno del centro storico e con fasce diverse. A quel punto ti porti appresso un turismo di qualità e ti porti appresso anche un commercio che riprende la sua funzione. Cioè, quando noi diciamo che alcune attività stentavano anche a Via Veneto, è anche perché non si può lavorare solo sul turismo di passaggio. Turista. E quindi io dico è un tutte. concetto importantissimo, ma non pensa lei, Presidente, che fa un po' troppi salti in lungo? Nel senso No, ogni io tanto- penso che invece ogni tanto nelle grandi quasi crisi, anticipa. ma nelle grandi crisi si esce bene se noi pensiamo al futuro e non solo al presente. Allora, tutte quelle appartamenti, no? Residenze che all'ultimo momento erano arrivate all'interno del circuito turistico e che stanno già riuscendo, noi troviamo dei cartelli affittasi, se lo Stato mette delle agevolazioni, non so, alle giovani coppie che rivengono a vivere all'interno del centro storico, o magari ho fatto una provocazione dicendo la cedolare secca deve valere soltanto per o le imprese turistiche o per gli affitti a lungo periodo, a quel punto noi ovviamente riusciamo a riportare residenza e allora si riequilibri. Allora tu hai un centro storico dove hai le 5 Stelle, dove hai Gli home restaurant oppure le attività che vogliono... esatto, però a livello imprenditoriale invece magari sposti su tutta la città. Io dico sempre il mio sogno: immaginiamoci un ostello della gioventù pubblico alla Tiburtina, dove c'è già uno sviluppo di attività per giovani vicino alle università, C'è uno storico e dove c'è anche uno storico e dove noi cinematografico, esatto, dove noi potremmo dare ovviamente delle residenze turistiche anche a prezzi diversi, ma in quel modo porti il turismo anche nella prima fascia intorno al centro storico. Ecco, E allora parla da Presidente di un municipio importante, il primo, fondamentale. Però io questa domanda la faccio a tutti: non crede che questi ragionamenti, includendo anche determinate categorie di cui non si sente spesso parlare, sia fondamentale in questa fase? assolutamente è fondamentale due volte. È fondamentale perché appunto dalle crisi si esce immaginando il futuro, ed è fondamentale perché comunque tra un anno noi votiamo a Roma, e quindi io penso che un percorso di riflessione e anche di elaborazione Accelerata. che non parta solo dai singoli candidati, ma da un confronto con tutti i corpi intermedi, con le associazioni di categoria, con chi questa città
città la vive, secondo me è importantissimo, e quindi noi anche in un momento dove dobbiamo vederci in maniera diversa, ma io penso che noi dovremmo promuovere tutti quanti, lo dico alla stampa, lo dico ai sindacati, lo dico ai politici, dei momenti di riflessione per costruire veramente insieme la città che vogliamo. Roma è ferma da troppo tempo, non se lo può più permettere. Ecco, in chiusura, lei questa sinergia almeno sembra averla creata, nel senso dialoga con le realtà sul territorio, sul suo primo municipio. Pensa che questo sia possibile portarlo all'esterno, nel senso che ci sono molte aspettative, anche vedendo quello che lei fa, però si riuscirà poi ad avere un progetto, lei pensa, per Roma? Assolutamente, quando io parlo dell'ostello sulla Tiburtina piuttosto che di una hub di ingresso a Roma attraverso Capannelle, e quindi anche con un turismo di sostenibilità che attraversa il parco dell'Appia Antica, e questo vorrebbe dire turisti che si fermano più di 2 giorni e mezzo, stiamo parlando di Roma, partendo sicuramente con delle specificità del centro storico, ma assolutamente Roma è una grande comunità e noi dobbiamo fare il doppio lavoro: potenziare i municipi da un punto di vista amministrativo, perché sono i municipi che danno risposte e servizi ai cittadini, ma nello stesso tempo ragionare con il concetto di grande comunità e di grande città, perché lo sviluppo di Roma avviene in un percorso come questo. Grazie Presidente, insomma un incoraggiamento a chi la segue, a tutti i romani. L'incoraggiamento è oggi stare qui con le mura, il cielo e a largo Federico Fellini. Ci abbiamo citato 3 grandi storie di questa città. La prima cosa è ai cittadini romani: godetevi questa città. La seconda è ai turisti italiani: tutti aspettiamo la riapertura delle frontiere, ma venite a vedere la capitale d'Italia, perché spesso ci si viene per lavoro o per incombenze o di corsa, e invece essere turisti addirittura da romani è veramente bellissimo. Grazie Presidente. Grazie a voi come al solito. This is the return of the space cowboy into planetary goodbye song. Say you're the space of Chiba, oh you and I go deeper. Maybe I have to get high to get by. This is the return of the space cowboy into planetary